Buongiorno mister Buongiorno. Allegretti. Quanto è propedeutica la vittoria di settimana scorsa per comunque ritornare intanto a far punti e poi per comunque far ripagare l'ottimo lavoro che comunque avete sempre fatto da questo mese a oggi? Beh, molto in termini di punti, in termini di spirito. Come ho sempre detto, la vittoria aiuta in tutto, però siamo anche consapevoli che da circa 2 settimane stiamo bene, perciò siamo pronti anche per questa gara. Domani in casa la Casatese Merate, forse l'ultima chiamata per un posto nei playoff? Ma probabilmente sì, ma al di là di quello noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada, che quindi è la ricerca della vittoria, a prescindere dalla Casatese domenica, ma sarà anche poi per il proseguo, perché il nostro obiettivo è quello di fare più punti possibili, come ho sempre detto, passando magari anche per delle prestazioni buone che danno ancora più consapevolezza per questo finale di stagione. Finale di stagione, 5 partite, e domani appunto la Casatese, un'ottima squadra, sicuramente forse tra le più in forma, viene dalla vittoria nel recupero di mercoledì e comunque tolta la sconfitta con la Nuova Sondrio, è una squadra che ha macinato punti, infatti si trova lì comunque a ridosso delle prime posizioni. Sì, io considero la Casatese una delle vere sorprese di questo campionato, nel senso che è una squadra che ha sempre agito nell'ombra, probabilmente perché è poco considerata dagli addetti ai lavori, non so perché, così come l'allenatore, che reputo molto bravo, e questo lo dice la sua storia recente nei 3 anni anche che ha a Casate. È una società, ne parlavo con il presidente proprio ieri, che lavora molto bene nel territorio e che ha giocatori importanti secondo il loro modo di fare calcio, e quindi con delle caratteristiche ben precise. Fa punti, è una squadra importante che si trova ora vicino alla prima in classifica, quindi verrà da noi per fare il risultato. Anche i tuoi giocatori importanti, De Cerchio che è ritornato al gol con la doppietta, come stanno i tuoi in previsione della partita di domani? Stanno molto bene, come ho detto. L'unico giocatore che non sarà della partita sarà Prandini, e questo probabilmente ci costringerà a cambiare sistema di gioco, ma al di là di quello stiamo bene insieme, abbiamo voglia di fare un finale di stagione importante. Grazie mister. Grazie.